Amici telespettatori, siamo sempre nella rubrica dei cuori solitari e questa sera vi voglio presentare a Giovanni. Giovanni ha 31 anni e cerca la sua anima gemella. Ciao Giovanni. Sì, la mia anima gemella non c'è, la volessi trovare. Come ti chiami? Ligari Giovanni, Quanti anni hai? 31 anni, Dimmi Giovanni, che lavoro fai? il posteggiatore, Dove? a Signorino. A Signorino. È un lavoro redditizio? Guadagniamo la giornata, ci difendiamo la vita. Esatto. Dimmi, come dovrebbe essere questa tua ragazza ideale? Che tipo di ragazza vai cercando? Deve essere bionda, mora, deve essere bionda e mora. Cioè bionda e mora. Diciamo un mezzolato biondo e mezzolato moro. Poi, come età? Anche 42, anche 42. 42. Dai 42 a salire oppure dai 42 a scendere? A salire, a salire. Dai 42 a salire. Quindi ti piace la donna matura, praticamente, più grande di te? Certo. E come mai? Perché la donna matura c'è più esperienza. Tu prendi una a 18 anni non sa fare niente in casa, invece la donna matura c'è più esperienza, sia di casa sia di fuori. Certo. Ti interessa l'aspetto fisico? Deve essere bella, perché se non è bella ci facciamo a mettere il cuscino una faccia, come Certo. capitavo. Hai avuto un'esperienza del genere? Certo, una bella donna. Mi capita poi, me ne capita una che non era manco dittare proprio, non era di guardarla veramente. Addirittura, e come è finita? Ci ho messo il cuscino, se ne va a letto. Esatto. E so cosa è successo. D'altronde non è che puoi fare sempre col cuscino, per cui Se giustamente... avesse una bella donna che avesse simpatica, va. Tipo, quanto dovrebbe essere alta? Quanto è me? Tu quanto sei alto? 1,80 m. Sei alto 1,80 m, gli occhi di che colore ce l'hai? Castano mi pare. E i capelli di colore castano? Neri, neri. Neri, i capelli sono neri. Fisico abbastanza robusto, quanto pesi? 110. 110 kg. Il peso diciamo è normale, per No, cui non è male, è di più peso. di più pesi. Quindi quanto? Ero con 115. Pesi. Solo che gli altri 5 kg non li dici, quindi diciamo solo 110 per cui. No, il dottore mi ha messo là, io sono troppo grosso, devo dimagrire. Esatto. Dimmi, che cos'è che vai guardando tu in una ragazza come aspetto fisico? La prima... C'è da lì il petto, c'è da lì gli occhi, c'è da lì il labbro. Cioè, ma la prima cosa proprio necessaria che tu vai guardando quando vedi una ragazza? Cosci. I cosci. Ti piacciono le cosce? I cosci, il petto. Come le dovrebbe avere le cosce praticamente? È bella, avesse tutta simpatica, Cioè, avesse tu- snella. Snella. Snella con delle belle gambe praticamente. Avere un bello fisico, avere un bello corpo. Esatto. Vabbè, dimmi Giovanni, come passi il tempo nella giornata? Quali sono i tuoi hobby? Bene, vado a mangiare il panino, vado a mare, faccio il giro con la bicicletta, vado nella mia signora, quella che stava a Mazzaro a Sassasatti. E ti passa il tempo. Eh, Sai fare qualcosa in particolare? Mi hanno detto che sai raccontare le barzellette, sì? c'è chi dà di Pierino, non ti conto che dà di Pierino. Una volta c'era Pierino è andato a scuola e dicendo, papà, dice io faccio la terza elementare. Allora risponde suo padre, può fare il primo superiore. Incredibile, bellissima come barzelletta. Può fare il primo superiore, dice. Certo. E dimmi, ne sai altre? No, ma questa è solo, poi me ne imparo un'altra dalla Vabbè, bella. Come che l'hai saputa? perché l'ho vista in televisione. Ah, ho capito, l'hai registrata e quindi automaticamente. Vabbè, dimmi, sai anche cantare? No, Sai dire poesie? un sogno cantato. Poesie non ne sai neanche. Poi piano piano che me la imparo la vengo a raccontare, piano piano. Prossimamente. Sì. Dimmi, qual è il tuo sport preferito? La bici, camminare a piedi, dovesse pure correre, ma non corro, Footing ne fai? sempre, Sempre. sempre. Quello prima di tutto. A va canciare l'olio, perché se non si cancia l'olio siamo certo, consumati. certo. Chissà. Va bene. A mare ci vai spesso? Sempre. E Sempre. a spiaggia c'è una che c'è pigliare depressione. Certo. E come mai? Una signora fa, dice, senta, c'è signor passeggiatore, ce ne stanno uomini, se qua ce ne sta uno, se ma a spiaggia ce ne stanno di più. Esatto. Dimmi Giovanni, hai fatto mai una dichiarazione d'amore? Una ragazza che conosco io, la voglio bene, lei deve capire che io la amo, ma lei si deve fare convinta, dice piano piano. Esatto. Va bene Giovanni. Allora, per le ragazze che fossero interessate a Giovanni, Giovanni è, come voi vedete, un bel ragazzo. La vai cercando separata, divorziata? Come la vai Lo cercando? stesso, si è separata, divorziata, schietta. Lo stesso. Anche se vedova, la stessa cosa.
però deve essere soprattutto dai 42 in su. Una importanza che mettiamo anche che ragazza madre, anche che mamma, non c'è importanza. Conto presente, anche se separato con marito e aveva figli, conto presente, passato un conto di più. Esatto. Cioè l'importante è che sia una ragazza dai 42, E mi aiuta, dai 42 in su, fino ad arrivare a un'età di quanto? anche a 50 anni. Anche a 50 anni. E se 55? 50 pure è buono, perché a 50, meglio. 50 anni, Quindi più vecchia è, meglio è, praticamente. perché Giusto? una vecchia fa buono beore. Certo. Va bene amiche, per le ragazze, come ripeto, per le ragazze che fossero interessate a Giovanni possono chiamare direttamente il suo numero telefonico che vedete in sovraimpressione, ok? Non dimenticate, ciao da Alberto e ciao da Giovanni soprattutto. Ciao. Ciao. Oh yeah!